Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani.
A voi la linea. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, sono le 17:38 minuti e siete collegati con Zoom, chilometro zero, non lo sappiamo neanche più come si chiama questa trasmissione, ma l'importante è che ci sono questi due magnifici conduttori, uno è il sottoscritto Lorenzo Viani, l'altro è lui o non è lui, è il grande Antonino Danna. Avete appena ascoltato, così ve lo ricordo, il nostro Franceschino Zappa, un pezzo del 1979 da un grandissimo album, Shake Your Booty, il pezzo era Flakes. Ma adesso la parola ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 927 di oggi, venerdì 31 di gennaio dell'anno del Signore 2025. Ora, io vi ricordo come sempre le nostre priorità: date il sangue perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, che è diventato un bellissimo giornale online, quindi seguiteci perché ci trovate liberamente il direttore Giovanni Sallusti, ci trovate gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin e poi tanta altra bella roba. Le nostre coordinate, as usual, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e per finire il telefono, quando lo dirà Lorenzo, 029294 7222. Scusate, ma io stasera ho bisogno del vostro aiuto perché qua il Mona di Moneglia sta prendendo sonno praticamente in diretta, visto che è caduto vittima di un agguato culinario. Intanto, prima di parlare di questo dramma, di questo piccolo dramma borghese che si è consumato sulle rive delle scogliere delle Cinque Terre, io vorrei salutare e ringraziare il nostro Lorenz D'Umbria per il servizio che ha svolto con noi in tutto questo tempo. Lorenz. È stato un regista sveglio, pronto, capace, in gamba e umanamente soprattutto molto gradevole, per cui io lo ringrazio, ragazzi in gamba, e vedrete che il mondo sentirà ancora parlare di lui e delle cose che sa fare. Quindi bravo grazie. Antonino, bravo Antonino. Grazie, bravo. Caro Lorenz, bravo, onore a te. Allora, mi hai fatto quasi emozionare, Antonino. Ecco, detto ciò, passiamo dalle cose serie. Io ti dirò una cosa: quando dovrai farmi il mio elogio funebre, per favore, tocchiamoci i cosiddetti, però vieni tu, guarda, voglio che me lo fate, per favore. Quella lisca nelle acciughe era troppo lunga. E Lorenzo Viviani, 96 anni, non 96, ce l'ha fatta. Grazie. Ecco il suo elogio funebre. Guarda, venerdì prossimo ti seppellisco in diretta. Ma va bene, sei contento? Ti scrivo l'elogio funebre. Comunque, prima di parlare di come sono rimasto, infatti vi dico la verità, io arrivo sempre traffelato a questa trasmissione. Quindi, ma che ti è successo? Ce lo vuoi raccontare? Niente, oggi sono stato in un posto meraviglioso, ma veramente bellissimo, sul territorio per discutere di alcune problematiche, ma sono incappato in un frate che è di uno spasso grandioso, che è quello che ci ha invitato, che è padre Renato di Monterosso, che dato che viene dalla Valtellina, oltre a essere in un posto meraviglioso che è il convento dei Cappuccini di Monterosso, che è posizionato in un posto penso più bello delle Cinque Terre, con una vista meravigliosa, tenuta benissimo, un posto spirituale meraviglioso, ma ho piazzato, diciamo, fra l'esofago, lo stomaco, intestino, mi sta prendendo tutto l'apparato digerente, questa polenta della Valtellina con questo meraviglioso, qualcosa di buonissimo, però ti dico la verità, adesso rischio di addormentarmi in diretta, oppure quindi ci sarà questa pausetta, grazie al direttore Giovanni Sallusti, che ci darà questi 10 minuti, 5 minuti di pausa. Sicuramente un po' di bicarbonato lo butterò giù, ma bando alle ciance perché il tempo ci corre dietro. Oggi una puntata su richiesta, diciamo, del nostro ascoltatore, di Massimo, se non sbaglio, avremo come ospite il presidente della Lega delle Cooperative Emilia Romagna per quanto riguarda l'acquacoltura e la pesca, Massimo Bellavista, e ci parlerà di cosa vuol dire un impianto eolico offshore, soprattutto per quelli che sono i nostri, diciamo, temi, quindi la pesca, l'acquacoltura, i temi legati al mondo del primario. Quindi sarà una bella puntata, e poi dopo avremo comunque l'amico Formentini per cui Parlamento, insomma sarà una puntata ricca
e soprattutto sempre, sempre molto, molto divertente. Me lo dico da solo. Fra parentesi, Antonino Danna, oggi è una miss meravigliosa, perché dovete vederlo, per chi lo vede in diretta, ve lo descrivo io, se non lo potete vedere, quindi sarò ai vostri occhi, ha questa camicia rosa, tipo stile Tenerone, sembra un po' quello lì, che chi era? È un rosa anni 70, dai. Pippo, chi era? Come si chiamava più quello che Sì, usava era Tenerone? Gianfranco D'Angelo. Gianfranco D'Angelo. Pippo, Pippo! mi Poi cadono ha le braccia! poi questo bellissimo maglione bianco con una cravatta Non è un cover maglione, è un gilet per la precisione. scusate, un gilet bianco e poi questa cravatta rossa di coveri, veramente devo dire la verità, uno stile, ma una nobiltà. Invece sono il solito, diciamo, greba, no? Che si collega con voi un po' in vestaglia, però Ma io comunque... si fa quel che si può. Allora, io so che non è professionale farsi riprendere mentre è vero... No, cosa fai? Mentre riprendere cosa? Cosa devi fare in farsi diretta? riprendere mentre è vero si consumano generi di prima necessità, però a questo punto io direi che se c'è un'anima pia lì alle spalle di Lorenzo Viviani, e io quindi lancio pubblicamente questo appello a quell'anima pia che ha scelto di condividere la vita con lui e che non sono io purtroppo, allora, perché sapete che la nostra è un'unione incivile. Quindi volevo dire, fate entrare, tra un po' lo vedremo forse sfondare la quarta parete e materializzarsi, un braccio che porti una tazzina di caffè. Lorenzo la berrà in diretta, così potremo in qualche modo giungere alle ore 18. Poi dopo, non so che dicono in Calabria, cerchiamo di fare del nostro meglio. Dimmi. Dopo è tutta discesa, dopo le 18 è tutta discesa. Sì, è tutta discesa, proprio una cosa liscia come la muraglia cinese, per cui non c'è assolutamente problema. Allora, senti, ti volevo dire questo, nel mentre che stiamo aspettando di entrare in comunicazione con il presidente Bellavista. Senti, ma a mare che si fa sto periodo? Tuo padre che fa? Per noi pescatori di Lampara è il momento di tirare le somme e cominciare a pensare alla nuova stagione, quindi che partirà naturalmente più tardi, parte a marzo, parte ormai anche quasi ad aprile tante volte, però insomma si fanno gli ultimi lavori e poi bisogna essere pronti. Appena si sente qualcuno è andato in mare, poi si parte perché naturalmente la stagione va fatta, insomma sono pochi mesi e poche pescate che si hanno a disposizione alla fine dei conti, quindi bisogna sfruttare qualsiasi giorno. Senti, Però visto invece poi che... ci sono tutti gli altri mestieri che continuano a lavorare. Il bello della pesca è che ha un nome solo, ma ce ne sono tantissimi tipi e quindi con le sue stagioni, ad esempio, non mangiate. Ora vi dirò in diretta poi quando riapre, perché quest'anno non lo so se è lo stesso che gli anni scorsi, ma in questo momento, ad esempio, i grandi pelagici come il pesce spada sono in chiusura, quindi in teoria non mangiate queste specie ittiche perché comunque sia non sono e non arrivano dal nostro mare, ma arrivano ad esempio da mari lontani o sono congelati oppure sono stati pescati illegalmente, quindi evitate il pesce spada ad esempio durante i mesi soprattutto di gennaio, febbraio fino a marzo di solito, però ve lo dirò appena in diretta così almeno sapete quando tornare al ristorante per mangiare del pesce spada almeno presumibilmente fresco. Senti, e in tutto questo, diciamo così, c'è appunto il pesce spada che non è il caso di consumare, però vorrei riattaccarmi un po' ai proverbi, siccome come tu sai è il periodo che viene chiamato dei giorni della merla, perché sono gli ultimi 3 giorni di gennaio che sono molto freddi e dai quali si traggono, diciamo così, vaticini per come sarà la primavera. Si sa per esempio che il 2 di febbraio la candelora dell'inverno siamo fuori, ma se piove e tira vento dell'inverno siamo dentro. Ecco, più o meno come ci si regola per la pesca? Col freddo, Con dici? questo freddo così, che si pesca? Niente. Ma guarda, con questo freddo così, adesso dipende se è tempo di mare, tramontanate così, ad esempio per il Tremaglio, la tramontana non è sicuramente in Liguria uno dei mari migliori, serve la caduta di mare, ma diciamo invece in questo periodo paradossalmente o il giorno c'è sempre la possibilità con la caduta di mare, soprattutto quando c'è il mare, diciamo dopo la mareggiata, è sempre un momento di acque torbide perché ad esempio la nostra piccola pesca artigianale è il momento migliore, ma proprio perché parliamo di pesca artigianale mi collego e mi piace presentare Radio Ascoltatori della Libertà
sono molto contento, soprattutto, scusatemi, di presentare ai radioascoltatori della Libertà un caro amico, il presidente della Lega delle Cooperative Acquacoltura e Pesca Emilia Romagna, Massimo Bellavista. Buonasera Massimo. Ben trovato. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Allora Massimo, oggi sei nostro ospite perché a gran richiesta la scorsa settimana un nostro radioascoltatore ha portato il tema delle eoliche offshore. Tu, e devo dire la verità, devo darne atto assolutamente, la Lega delle Cooperative ha a cuore questo argomento, soprattutto per le interazioni che queste tipologie di energia rinnovabile ha con le interazioni con pesca e acquacoltura. Tu hai studiato molto anche e soprattutto la situazione insomma, che dovranno subire i tuoi conterranei pescatori romagnoli, emiliani, perché davanti a Ravenna comunque sembra in procinto di partire proprio degli impianti eolici che potranno comunque avere anche un impatto naturalmente su questo settore. Noi naturalmente non, ti dico già, non lo esamineremo da altri punti di vista perché principalmente noi qua parliamo di agricoltura e pesca, ma dalla voce del settore c'è preoccupazione, come la state affrontando e soprattutto quali saranno le tempistiche, dato che sei molto addentro alla situazione. Ma allora, innanzitutto la Lega Coop ha a cuore l'interesse affinché il mondo della pesca possa continuare a svolgere la propria attività e quindi al fianco dei pescatori sempre. Quando è stato presentato il progetto al largo di Ravenna, che poi non si limita solo al largo di Ravenna, perché il progetto il cui proponente è Agnes, una società appunto che si propone di realizzare questo grande impianto eolico, prevede 2 impianti al momento, uno in Romagna 1. Hai ragione, Romagna 1 e Romagna 2 stai parlando, giusto? Esatto, Romagna 1 di fronte a Ravenna, Romagna 2 lungo tutta la costa, quasi fino a Rimini. Ovviamente non ci siamo posti contrari, perché parliamo di un momento storico in cui il problema energetico è un problema che ci mette a tutti davanti alla responsabilità di trovare soluzioni. Quindi abbiamo avviato già da 2 anni un dialogo con la società proponente affinché possa riconoscere il ruolo della pesca, nel coinvolgerlo in questa attività e dall'altra tutelare le specificità di pesca. Ovviamente noi abbiamo diversi interessi. La pesca a strascico che interessa continuare a strascicare anche laddove ci sono gli impianti eolici, piuttosto che la piccola pesca potrebbe avere degli interessi nel calare gli attrezzi in quelle aree, piuttosto che eventuali opportunità per l'acquacoltura. Stiamo lavorando ad un accordo, dovremo essere addirittura d'arrivo, un accordo che viene sottoscritto tra la società proponente e le associazioni di categoria con l'intento di accompagnare il progetto, diciamo, in un percorso condiviso e che vede appunto i pescatori in prima linea. Ora, noi stiamo per chiudere appunto questo accordo, ma la preoccupazione è un'altra. Devo dire che la società proponente ha sempre ascoltato le nostre osservazioni, ha modificato il progetto addirittura distanziando un aerogeneratore dall'altro, quindi il nuovo progetto prevede 2 miglia di distanza tra un aerogeneratore e un altro. Quello che preoccupa particolarmente a noi e ai pescatori è che nonostante il grande lavoro che stiamo facendo, nonostante la possibilità di creare delle opportunità di lavoro all'interno di queste aree, poi dopo arriva una norma che di fatto pone il divieto a qualsiasi tipo di attività. Questo perché? Perché questo progetto, assieme a un altro che c'è in Emilia Romagna, sono gli unici 2 progetti in Italia che prevedono la realizzazione di aerogeneratori a impianto fisso, a differenza di tutti gli altri in Italia che prevedono appunto sono flottanti, sì. che ovviamente sono molto più pericolosi. Quindi è ovvio che in quel caso lì sarà giusto porre il divieto ovunque, ma nel nostro caso, anche alla luce della distanza che è stata posta tra un aerogeneratore e un altro, il fatto che stiamo elaborando, probabilmente verrà approvato a breve, uno standard di competenza per poter operare all'interno, cioè i pescatori che vorranno
strascicare piuttosto che calare le reti, calare gli attrezzi, eccetera, all'interno dell'impianto eolico, devono possedere un'adeguata competenza, una competenza certificata attraverso appunto uno standard che stiamo definendo. Stiamo concertando il tema delle assicurazioni, perché ovviamente chi opera all'interno con le proprie imbarcazioni deve avere una garanzia e una tutela anche dal punto di vista assicurativo, e la società se ne deve far carico. La società è disponibile anche a porre degli investimenti sui quali appunto stiamo discutendo in questo periodo, degli investimenti che devono andare a vantaggio, a favore del settore della pesca, sia nell'attivazione appunto di misure di sostegno per la pesca, ma dall'altra anche per sviluppare per esempio attività legate a acquacoltura. Teniamo presente che l'impianto è previsto a 18 miglia dalla costa circa. Andare a pescare, come dire, con gli attrezzi da posta a 6 miglia non è come andare a 18, bisogna rinnovare la flotta, bisogna rinnovare le abilitazioni, bisogna acquisire le abilitazioni professionali marittime necessarie per poter andare in mare fino a 18 miglia, nonché tutta una serie di altri impegni e adempimenti che vedono il settore coinvolto in prima linea. Quindi serve un sostegno e un aiuto da parte di tutti, ma soprattutto serve per il settore, per il comparto dello strascico, la garanzia che si possa appunto strascicare, che si possa essere autorizzati nell'andare a strascicare in alcune parti di questo impianto, perché l'azienda appunto lo prevede, ma le norme non le farà l'azienda. Il grande problema che mi ha sempre preoccupato, devo dire al Massimo, è proprio questo, il fatto di riuscire a chiudere degli accordi. Poi naturalmente poi c'è qualcun altro che invece va a gestire la sicurezza della navigazione, quindi si creano sicuramente dei conflitti. Invece ti faccio complimenti, posso dirti, da uomo del settore, posso dirmi abbastanza tecnico del mondo della pesca, per aver ottenuto comunque sia la possibilità di lavorare, anche perché la grande opportunità che possono dare questi impianti eolici offshore sono anche quello di generare anche fauna ittica, e quindi naturalmente possono anche arricchire, quindi diventare anche delle zone di pesca molto pescose. C'è da dire che un pensiero, fammi dire, non c'è niente, però alla fine di tutto non c'è niente di gratis. Questo deve passare un po' nella mentalità delle persone, soprattutto di chi si lamenta di una cosa o dell'altra. Non esiste energia gratis, anche lo stesso fotovoltaico ha un impatto comunque sul consumo del suolo, sul consumo delle superfici, come l'eolico offshore ce l'ha dal punto di vista paesaggistico, e anche in questo caso naturalmente per le attività produttive. Antonino, ti lascio la parola. No, io vorrei solo porre una domanda così secca, perché era anche il tema di un'inchiesta della BBC ieri sul suo sito. Cosa reca più danno alla pesca? L'estrazione petrolifera o l'impianto di questi mostri con le turbine da 120 metri di pala? E voglio dire, voi in Adriatico avete l'estrazione del gas, ci sono le piattaforme, per cui... Poneva la domanda a me? Sì. Ah, scusi, non avevo capito. Ma allora, in un modo o nell'altro entrambe impattano sul settore della pesca, no? Quindi dal punto di vista, come dire, cosa impatta di più? Allora, noi qui ci siamo abituati ormai con le piattaforme, le abbiamo da tantissimi anni, e devo dire che sotto un certo profilo la piattaforma non sottrae molto spazio al mondo della pesca per una serie di motivi, a differenza dell'eolico che comunque, voglio dire, impegna una buona porzione di specchio acqua, e quindi inevitabilmente, soprattutto per lo strascico, come dire, le limitazioni sono tante. Quando sono stati approvati, sono stati avviati i primi progetti, noi come Lega Coop abbiamo fatto uno studio, addirittura ora è nazionale, abbiamo fatto uno studio nazionale per vedere l'incidenza che hanno tutti gli impianti eolici d'Italia sul settore della pesca in termini di sottrazione dello spazio. È evidente che la pesca viene penalizzata, soprattutto lo strascico. Lorenzo ben sa cosa vuol dire e come dire, quanto specchio acqua occorre anche quando vengono calate le reti e quindi l'area che serve. Bisogna lavorare sulla coesistenza di diverse attività. Ora, quando parliamo di blue economy, no? Adesso va tanto questa parola di moda, tanti settori che emergono, risorse energetiche, eccetera. Non dimentichiamoci che i pescatori fino a ieri erano da soli, quindi improvvisamente si trovano
a dover coesistere, a dover convivere con altri settori economici dove nessuno gli ha chiesto nulla. Quindi il nostro impegno, per esempio, in queste attività è di condividere sempre le scelte che vengono portate avanti con il mondo della pesca, con i nostri pescatori, e siano appunto parte attiva in queste scelte, precisando però che non basta dire sono contrario punto, non risolviamo niente a dire sono contrario punto. Sarò contrario, però visto che non posso fare a meno, voglio essere coinvolto e voglio dire la mia per quanto riguarda tutta una serie di fattori. Questo un po' è. Ora, assolutamente. Ma se posso aggiungere una cosa, Massimo, prima di salutarti, è proprio questo il concetto. Devo dire la verità, a parte ho letto molto attentamente anche il vostro dossier, insomma, che prende da tutte, diciamo, tutte le progettazioni, tutte le VIA che sono state richieste e che sono in fase di progettazione a livello nazionale, e naturalmente ci sono dei mostri giganteschi come ad esempio quello Renexia davanti alla Sicilia, davanti alle coste, davanti alla provincia di Trapani, e che prende addirittura 900 km quadrati. Li considero mostri, ma non voglio dargli una sezione negativa perché, insomma, capiamo anche, diciamo, la portata, diciamo, anche per quello che può essere lo sviluppo e un'infrastruttura così importante, però è, diciamo, molto, 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 anche solamente pensare a 900 km quadrati è una cosa gigantesca. Però, devo dire, l'opera che state portando avanti non è sicuramente facile, perché parliamo di grandi gruppi, grandi capitali contro un piccolo, diciamo, settore come quello della pesca, che però è fondamentale per portare cibo di qualità e fresco sulle tavole degli italiani. Io ti ringrazio, Massimo, e magari ci aggiornerai quando insomma si chiuderà un accordo e si potranno portare delle condizioni favorevoli al mondo della pesca per quanto riguarda l'impianto eolico offshore che stanno Molto costruendo in Romagna. Grazie a Massimo Bellavista, rappresentante di Lega delle Cooperative per il settore pesca e acquacoltura. Ciao Massimo. Ciao, grazie a voi. Grazie. E adesso linea al direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, per Liberamente.